Pensiero del giorno, lunedì 5 agosto. Essere testimoni dell'amore. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. È una parola di grande consolazione e incoraggiamento per tutti i cristiani. Con essa Gesù ci esorta a vivere con coerenza la nostra fede in Lui. Come possiamo vivere questa parola? Lui stesso dice: chi si dichiara. Decidiamo allora di dichiararci per Lui davanti agli uomini con semplicità e franchezza. Ricordiamoci che siamo chiamati a essere testimoni di Cristo. Egli vuole raggiungere tutti gli uomini con il suo messaggio di pace, giustizia e amore proprio attraverso di noi. Testimoniamolo ovunque ci troviamo, in famiglia, al lavoro, in amicizia, nello studio o in qualsiasi altra circostanza della vita. Diamo questa testimonianza innanzitutto con il nostro comportamento, con l'onestà della nostra vita, con la purezza della condotta, con il distacco dal denaro, con la condivisione delle gioie e delle sofferenze degli altri. La diamo soprattutto con il nostro amore reciproco, con la nostra unità, affinché la pace e la gioia pura che Gesù ha promesso a coloro che sono uniti a Lui riempia le nostre anime già su questa terra e trabocchi sugli altri. Chiara Lubich, estratti dal convento alla Parola di Vita, luglio 1984. Parola di Vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui,